Mi chiamo Margherita Ferracin, sono assistente sociale dal 2008, anche mediatore familiare. Lavoro da diversi anni e dal 2000 lavoro presso i consultori familiari e dal 2008 sono impegnata in questo servizio di mediazione familiare e spazio neutro. Sono Simonetta Valentini, sono un'assistente sociale e mi sono specializzata in mediazione familiare. Dal 2011 lavoro in questo servizio come mediatore, dal 2002 nei consultori sempre nell'ambito della famiglia. Questo servizio è definito Servizio di Mediazione Familiare e Spazio Neutro, è nato tra il 2006 e il 2007 ed è una diramazione dei consultori familiari. Si compone appunto di due aree di intervento, una è la mediazione familiare e l'altra è lo spazio neutro. Collabora costantemente con tutti i servizi della rete territoriale, quindi principalmente con i consultori familiari, ma con tutti i servizi della rete che si occupano di famiglia. Negli ultimi anni si è intensificata anche la collaborazione con gli avvocati di famiglia e collabora molto anche con il tribunale ordinario. Il servizio di mediazione familiare si rivolge ai genitori che si stanno separando o sono già separati o divorziati, che hanno bisogno di raggiungere accordi, in particolare che riguardano i figli. L'accesso è spontaneo e volontario e al di fuori dei contesti giudiziari. Questo permette ai genitori di riappropriarsi della titolarità delle proprie decisioni nel proprio ambito personale e familiare. E questo servizio è un'opportunità per i genitori in un momento di grande difficoltà dove a volte il conflitto li infragilisce e il contrasto diventa acuto e le posizioni tante volte tendono a irrigidirsi. Quindi la mediazione e il mediatore utilizza questo spazio come una risorsa al fine di aiutare le persone a trovare nuovi modi di affrontare il conflitto e nuovi modi di comunicare, pensando che i genitori hanno in sé le risorse e la capacità di riappropriarsi di nuovi stili per affrontare i conflitti e l'organizzazione della propria vita. Lo spazio neutro è un servizio che si attiva su invio dei consultori familiari che vengono incaricati dal tribunale ordinario di sostenere le relazioni tra un genitore, generalmente il genitore non prevalente, e i figli, relazioni che a volte sono interrotte o rese molto difficili, a volte osteggiate a causa dei conflitti tra gli adulti. Quindi è un servizio a garanzia, a tutela della bigenitorialità. All'interno di questo servizio opera un'educatrice e io stessa, insomma, come coordinatore e sostengo tutta la progettualità appunto dei diversi interventi che hanno proprio lo scopo di accompagnare i figli e i genitori nel recupero di relazioni che sono rese difficoltose e a volte insomma difficili proprio da recuperare. È importante capire che lo spazio neutro si attiva con lo scopo di facilitare e riprendere e sostenere i rapporti dei figli con un genitore e non è quindi uno spazio protetto, nel senso che non si attiva quando siamo di fronte a un genitore ritenuto inadeguato o pericoloso. Va proprio nella direzione contraria di garantire ai bambini la presenza dell'altro genitore, il recupero dell'appartenenza alla realtà dell'altro genitore, tanto che spesso è un contesto dove si incontrano, oltre al papà e alla mamma con cui i rapporti sono interrotti, anche gli zii, i nonni e altre figure della rete familiare. Proprio per questo cerchiamo di creare in questo contesto un clima familiare con l'accoglienza dei bambini in una stanza, in uno spazio che possa rappresentare uno spazio di gioco, ma anche di merenda, di relazione con il genitore, più rispondente possibile insomma alla quotidianità. Perché ci rendiamo conto della difficoltà dei bambini di approcciare con un'istituzione e soprattutto di come si sentano coinvolti in situazioni difficili che a volte insomma richiedono loro un grande sforzo anche nel venire qui.
E quindi l'attenzione agli operatori è appunto di coltivare una sensibilità particolare ai ragazzi e ai bambini che vengono in questo servizio. E l'incoraggiamento ai genitori è che i bambini hanno delle risorse straordinarie, ma anche i genitori, grazie proprio all'incontro con i propri figli, possono ritrovare dei momenti di distensione e soprattutto una propria titolarità come genitori, che a volte viene messa in discussione, viene allentata o resa difficoltosa dai contrasti tra gli adulti. E per poter rivolgersi al servizio di mediazione è necessario prendere spontaneamente un appuntamento telefonando oppure inviando una mail. I giorni di apertura sono il martedì e il mercoledì pomeriggio. Mentre si accede allo spazio neutro attraverso il consultorio familiare che viene incaricato dal tribunale, quindi è un servizio che lavora in una cornice giudiziale. I nostri servizi comunque sono aperti alla consulenza, all'accesso delle persone che vivono situazioni di difficoltà, che abbiano anche bisogno così di capire e di essere orientati verso i servizi che sono più funzionali alla loro situazione. Quindi insomma c'è sempre, in tutta la rete dei servizi consultoriali è possibile accedere liberamente. Questo è importante perché le persone sentano, insomma, attraverso l'accesso telefonico, attraverso la mail o recandosi direttamente ai servizi, trovano un interlocutore negli operatori che li può orientare all'accesso dei vari servizi della rete territoriale rivolti alla famiglia. Ecco, quello che ci preme comunicare ai genitori è che nonostante le difficoltà che l'esperienza separativa incontra e sicuramente insomma, porta ad esporre tutti a situazioni di crisi, è possibile trovare un nuovo modo di organizzare la famiglia, di affrontare e superare le difficoltà di relazione, ritrovare dei nuovi canali di comunicazione, in modo che i figli, nonostante il grande cambiamento, a volte anche traumatico e difficile, possano ritrovare quell'equilibrio, quella serenità che sicuramente è data dalla garanzia di saper contare su due genitori che siano insomma, più competenti e capaci di ascoltarli. La sfida è quella di proporre il fatto di non delegare ad altri questo cambiamento, ma di assumersi la possibilità e l'opportunità di tentare anche una modalità nuova di affrontare la sofferenza e il cambiamento che una separazione può portare. Ecco, noi pensiamo che chiedere aiuto sia anche il primo passo per affrontare i problemi, quindi incoraggiamo sempre a non chiudersi, ma provare a parlarne con qualcuno, a cercare insomma delle strade per sentirsi sostenuti e soprattutto non sentirsi soli.